Buonasera a tutti, noi siamo insieme al Concetto Marchesi, Istituto di Istruzione Secondaria Superiore, siamo alla seconda edizione della Notte del Marchesi. Questa è un'idea che nasce dal comitato studentesco perché inizialmente la notte era solo quella del classico, ma noi non siamo soltanto un liceo classico, siamo un liceo classico, uno scientifico e anche un tecnico chimico biotecnologie ambientali. Quindi insieme a tutti gli studenti abbiamo deciso di festeggiare in prossimità della chiusura delle iscrizioni puntualmente attraverso questo tipo di attività interamente organizzate dagli studenti, di festeggiarci e di festeggiare il Concetto Marchesi. La cosa più entusiasmante per quanto mi riguarda in qualità di dirigente scolastico è vedere come i nostri ragazzi abbiano acquisito una grande capacità organizzativa e come riescano a mettere in campo tutte le competenze, anche se ormai potrebbe essere un termine abusato, ma noi lo utilizziamo nel vero senso della parola. Per noi la competenza è tutto quello che avviene dopo il suono della campana tradizionale e questo è proprio quello che dimostriamo, anzi non lo dimostriamo noi, lo dimostrano loro. Hanno creato, involontariamente senza saperlo, hanno ripercorso alcune teorie anche di pedagogia clinica. Comunque loro hanno creato le stanze e in ogni stanza hanno ad ogni stanza hanno dato vita in base a un'esperienza progettuale, quindi dalla legalità all'inclusione, dagli scacchi al ping pong, dalla musica al teatro in lingua straniera, e non vorrei fare torto a nessuno, chiaramente giochi di parole, giochi matematici, fotografia, ambiente, insomma tutto quello che oggi possiamo dire faccia realmente formazione, e in tutto quello che loro fanno mettono dentro il loro vissuto scolastico ordinario, cioè quello curriculare. Abbiamo anche simpaticamente affrontato i laboratori di fisica e di chimica, cioè non dobbiamo mai dimenticare che l'apprendimento passa attraverso l'emotività e attraverso il gioco a tutte le età. Grazie a tutti i miei docenti innanzitutto, personale ATA che si è prestato a restare fino a notte fonda, i rappresentanti degli studenti, i rappresentanti dei genitori e i nostri splendidi ragazzi che io adoro. Grazie.